Indagano a 360 gradi i carabinieri di Abano Terme per far luce su quella che poteva essere una vera e propria tragedia, l'esplosione dell'osteria Cacio e Pepe avvenuta mercoledì intorno alle 8:30. Nessuno è rimasto ferito, contusa solo una donna che stava per entrare nel locale. Ingenti sono invece i danni alla struttura, dove sono esplosi tutti i vetri ed è crollato anche un muro. Come testimoni sono stati interrogati i dipendenti del locale, 7 le famiglie che vivono grazie al lavoro dell'osteria. Dopo i dipendenti potrebbero essere sentiti anche i residenti della zona. Sono 16 gli appartamenti che si trovano nel condominio dell'osteria, 3 quelli sopra il locale. Nessuno ha subito danni e tutti i residenti sono potuti rientrare a casa. Dopo le verifiche dei vigili del fuoco è stato anche liberato l'accesso al garage sotterraneo. Sotto sequestro resta il locale. I danni, secondo una prima stima, si aggirano sui 50.000 euro, ma la chiusura potrebbe aggirarsi sui 2 mesi e prima dovranno essere compiuti tutti gli accertamenti necessari. Gli inquirenti stanno anche passando a setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Di sicuro l'esplosione è stata causata da una fuga di gas, incriminato una bombola. Resta da capire se si tratti o meno di un incidente.